Ma chi è che mi tocca? Chi è che mi tocca che spago bottiglie? Sono io. Non serve spagare bottiglie. Mai avrei pensato di usarlo così tanto il microonde. Neanche il basilico sa per quello. Il microonde lo uso principalmente per farmi le tisane, che me ne faccio tante, in media 3 al giorno. E con questo sistema, quando è estate o c'è caldo dentro, non vai a scaldare con i fornelli. Vedi i fornelli? Questi. Non vai a scaldare con questi qua. Cosa significa? Che l'ambiente resta, tra virgolette, fresco, cioè non scaldi l'ambiente, ok? In più non consumi gas, vabbè, ma quello... È da usare il meno possibile il microonde, cioè nel senso, seppur sotto certi punti di vista sia molto sicuro, è molto pericoloso su altre tanti punti di vista. Insomma, può essere, a parte vabbè, le cose ovvie che tutti sanno, tipo non so, non mettere dentro carta stagnola piuttosto che metalli, ok? Però neanche non dovresti cucinare le uova. Per assurdo ho letto di alcuni studi, sì, su fonti abbastanza attendibili, non sui soliti siti .altervista.org, ok? Cioè quelli per me gli faccio con la croce l'esorcismo. Che cioè, è pericoloso, è cancerogeno cucinare ad esempio le verdure a foglia verde nel microonde. Al contrario, le verdure a foglia verde sono una cosa estremamente alcalinizzante, insomma sono una delle cose più salutari, insomma. Guarda te, cambiano le proprietà, adesso non mi ricordo perché c'era scritti anche tutti i dettagli, ok? Però a me basta sapere, guarda, molto probabilmente, nonostante i fonti eccetera, vedi, è sbagliato sempre fidarsi ciecamente, quindi nonostante le fonti eccetera, probabilmente, molto probabilmente, è pericoloso cucinare le verdure a foglia verde nel microonde, ok? Così come mettere, non so, il pomodoro nella carta stagnola, ok? E tutte quelle cosine là, che tu ci credi o non ci credi, quando lo dicono delle fonti sufficientemente attendibili, magari anche più fonti, allora dici, non è che devo crederci, però, hai capito? Perché andare a rischiare? Però, cioè, cosa mi costa a me non mettere il pomodoro nella carta stagnola? Cioè, non è che la mia vita cambia se non metto il pomodoro nella carta stagnola, nel dubbio, così come non cambia se non cucino le verdure a foglia verde nel microonde. Io ad esempio mi cucinavo i passati di verdura, perché c'è scritto che vanno riscaldati nel microonde, però nel dubbio prendo un cazzo di pentolino e lo cucino alla vecchia maniera, il passato di verdura. Stavo spulciando il nuovo Bing, le notizie, come i vecchi, no? Ed è assurdo che proprio io stia a spulciare le notizie, per quanto sappia che siano cose o false o meglio ancora pompate, enfatizzate, ricamate, sottaciute, sottintese di altre cose, di altri significati, eccetera, eccetera, pertanto sì, ragione false. Però notavo una roba che io veramente da anni, da tantissimi anni che deduco, diciamo, questa spinza, che di queste notizie giustamente alla maggioranza della gente, nonostante reputi insomma che l'Italia sia in declino proprio per colpa di questa maggioranza, non interessino un cazzo, ok? Perché c'è su queste news di Bing, ok, dell'app di Microsoft, c'è una specie di mi piace e non mi piace, pollice su, pollice giù, con i numeri impari. In realtà il mi piace e non mi piace sarebbe, da quello che sto vedendo, il continua a mostrare notizie come questa, e il non mi piace non si chiama non mi piace, significa mostra meno notizie come questa, un po' come quando io nascondo i stramigliaia di canali di Van Life che mi appaiono, no? E vedo tipo, con tutto il rispetto per Chiara Ferragni, un articolo sul look della Ferragni con il capezzolo in vista, e effettivamente io sono stato uno di quei 217 che hanno messo mostra meno notizie come questa, perché non la trovo una cosa, diciamo, a me utile per la mia vita. Ci sono state però 14 persone che hanno detto sì no, mostrami notizie come queste, cioè molto interessante che una sconosciuta, ok, abbia cambiato look e si faccia le foto con i capezzoloni ben evidenziati, no? Questa lettura sarei curioso
E mi chiederai, ok, ma hai detto che è da anni che pensavi sta roba, ma su cosa? Sulla base di cosa? No? Perché sai che qua noi ci nutriamo di esempi, di fatti. Ok, sì, sulla base di tormentivi. I tormentivi serie i tormentoni estivi. No, sto scherzando, mi son sormontato. I tormentoni estivi. Perché dicevo, ogni volta mi faceva girare i coglioni quando alla radio o alla TV dicevano il tormentone. Ma il tormentone cosa? È una canzone di merda, non se la caga nessuno sano di mente mai, ma neanche in un manicomio comprerebbe un disco o un MP3 a pagamento di quell'aborto musicale lì, ok? È un tormentone perché voi media del cazzo lo proponete di continuo, ma non è che la gente apprezzi certi tipi di musica, ok? Quindi io veramente, fin da boccia, mi dicevo sempre, ma mi inalberavo, ma tormentone cosa? Dio caro, smettetela di fateci sentire sta merda, non è un tormentone, siete voi che ci state tormentando con musica stupida ed inutile, uguale insomma certe notizie, certe cose, certi trend si chiamano adesso, no? Poi non capisco perché continuano a apparirmi tutte ste news sul potere economico, sulla Tesla, Elon Musk che fa questo, Zuckerberg che guadagna che altro, l'uomo più ricco è quello che ha fatto un'azienda che fattura 8 milioni di euro. Ma la gente non si accorge che questi, con tutto rispetto, poretti, sono dei falliti. Perché ti spiego? Voi, voi, quasi tutti voi, vi dimenticate che la vita è brevissima, ok? E siete convinti, quella è la fregatura probabilmente, complice un po' alcuni tipi di religioni e complice anche, insomma, un po' la cultura che per inerzia gli è andata dietro a questi schemi dettati dalle religioni. Ma cosa succede, ragazzo? Prova a pensare. Ma ipotizziamo un racconto fantasy, cioè non è che devi credermi. Presupponiamo già che tutto ciò che io dico sia pura fantascienza, estrema fantascienza, proprio a livello extreme che Star Wars basa il cuore. Allora, in questo immaginario fantascientifico, prova a immaginare che tu nasci qua, ok, per caso, così perché lo vuole la natura per proseguire la sua specie, quindi è una pura casualità, è una pura necessità. Ma cioè, e tu qua mi duri poco niente, duri 100 anni, 100 anni, femo anche 80, femo a media, mi duri 80 anni, dai, tocchetti i coglioni, femo 90, dai, ok, mi duri 90 anni, e mamma, uno che ha 98 anni per gamba, va bene, ok, viviamo 100 anni, ok? 100 anni ti può sembrare un'eternità, ma fidati che in base a come li vivi, ok? In base a quanto tu, quanta dose di routine metti nella tua vita, possono essere sufficienti, non dico tanti, sufficienti come nulla, possono volare in un lampo e potresti trovarti veramente in panico poi dopo. E presupponiamo questo, presupponiamo anche che Cotemori finisse tutto, è fantascienza, per carità, sto dicendo, non è assolutamente la verità, per carità di Dio, ma facciamo finta che quando muori non esistono Buddhi, Zarathustra, Mitre, Madonne, San Pietri, eccetera, 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 non esiste niente, se tutti personaggi appartenenti a un altro tipo di fantasy ancora, no? E finisce tutto, cioè tu hai perso tutta quella vita a creare una sorta di routine anche potente, perché per avere i soldi, il problema non sono i soldi, la gente non capisce mai un cazzo quando dice che i soldi danno la felicità. Certo che danno la felicità, brutti stupidi, è il modo di vivere per fare i soldi che non dà la felicità, è quello che veramente, cioè, mi verrebbe a sputarli negli occhi quando vedo certi personaggi famosi che fanno la battutina sui soldi che non danno la felicità. Ovvio che fa la felicità, deficiente, è come tu vivi la vita per fare i soldi, e qua vedo che tutti vivono la vita dalla mattina alla sera e si punta per fino a sveglia all'alba, Dio caro, perché va di moda, per pensare agli affari, per investire, studiare, fare qua e di là, eccetera, 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 per avere questi grandi capitali, immensi capitali, che dopo, sempre nel mio racconto fantasy, per carità di Dio, quando te mori, non te li porti dietro, porca puttana! Perché ho detto complici certe religioni? Perché nel nostro subconscio c'è questa
tranquillità, no? Perché io la vedo nei vecchi, soprattutto i vecchi di una volta, che ti fa dire, ma sì, dai, è una sorta di sacrificio, questo è un passaggio, no? Questo mondo è un passaggio, e quindi vabbè, facciamocelo mettere un po' nel culo. Perché dopo no, dopo c'è la vita eterna, dopo praticamente siamo sdraiati tipo alle un'isola tropicale, no, ok? Con a pina colada o il mojito come che te preferissi, insomma, portato da delle bellissime ragazze col tanga, hai capito? Oppure te senti sì beato in tenna nua a contemplare una luce, cioè a goder così, a vivere di una sorta di orgasmo immotivato, ok? E questo ha fregato, questo ha fatto sì che milioni di persone si sono rovinati la vita presente, ok? E poi l'hanno disegnato anche all'inferno Epicuro, che era quello che Poreto ha provato a tirarvi fuori. Anche lui ha detto, amici, e se in una remota possibilità la vita non fosse nient'altro che una vita come un fiore che nasce, fiorisce, serve per la natura, per la sua specie e tutto, e poi muore per far spazio a altre cose, hai capito? E quindi quel fiore Pareto, il fiore non può fare niente se è un vegetale, ma tu, che non sei un vegetale, non sei un fiore, perché non ti godi questa vita? Perché non riesci a gestirtela al meglio? Perché sprechi la tua vita dietro a quei quattro deficienti che parlano sempre di soldi, e di Tesla, e di Lamborghini, che lavoro fai per permetterti questa macchina? Mamma mia, che tristezza, ragazzi, che tristezza. Questi trapper che ti sbattono i soldi in faccia, io sono ricco la pelliccia. Cioè, ragazzi, cosa vi dà quella roba? Oltre a questa specie di autoconvinzione di farvi vedere superiori, perché dopo dentro di voi non vi sentite superiori, o perlomeno vi sentite superiori sotto l'aspetto economico, ma quando guardiamo poi integralmente, no? L'immagine della vostra vita, o quando provate veramente a sentirla, la vostra vita, non vi dà un quel senso di vuoto? Certamente i primi giorni no, cioè sì, io adesso vinco la lotteria, non gioco mai, ma metti vinco, non so, 40 milioni di euro, mi passo un mesetto di spese folli. Dopodiché ti assicuro, e questa cosa l'ho toccata per mano pur non avendo i milioni di euro, che tutto perde valore, tutto va a scemare, sia l'interesse nel soldo in sé, quindi, e questa è una cosa importantissima, oh, metti una puntina all'interesse per il soldo in sé, e sia il valore delle cose, ok? Cioè una bella felpa, non so, che a te piaceva tanto, la sognavi tanto, da 100 euro, quando te la compri, madonna, ti senti... Cazzo, è una roba di grandissimo valore quella felpa quando l'hai comprata. E quando invece hai i soldi per potertela permettere, che 100 euro non sono niente, quella felpa automaticamente non vale niente, hai capito? E così è la vita che vi state creando. Ma torna indietro a quello dove che ti ho detto metti la puntina, perché è importantissima sta roba. Quando svanisce questa attrazione per il soldo in sé, no? I soldoni dicevamo, perché diventa abitudine, no? Ok, diventa normalità, ciò che diventa abitudine va a scemare l'effetto, no? Un po' come con le ragazze, no? Per carità, puoi dire sì di amare, ma per carità, certo l'amore è un'altra cosa, ma l'infatuazione di una ragazza può durare anche qualche anno, ma certo dopo 20 anni non ti vengono le farfalline quando ti svegli e te vedi a mujer tutta struccata con l'alito pesante in parte a letto, hai capito? Non ti viene farfalline a stomaco. Al massimo ti viene una gastrite, ma questo è un altro discorso, non c'entra. E pertanto ho voluto mettere proprio qui sta puntina per dire, una volta che ti sparisce così sta magia del soldino, cosa ti resta? Cosa ti resta? Qual è la tua vita? Certo che se dovessi parlare con un deficiente, ogni mio aforisma è un cameriere che porta su un vassoio d'argento la possibilità di controbattere con la più idiota delle battute, ok? Ma se io dovessi avere di fronte a me una persona matura e intelligente, questa persona matura e intelligente, prima di tutto capirebbe quello che io ho detto. E in secondo luogo prenderebbe tanta paura. Sai, tra le regole dell'ipnotismo, per carità c'è sì la fiducia, è vero, è una cosa potente la fiducia,
Ma c'è anche la ripetizione, che siano suoni, che siano immagini, c'è la ripetizione, è una delle chiavi per mandare in tilt il cervello. E prova a pensare, questa ripetizione che è la routine quotidiana, come te l'ha mandato bene? Infatti potrai osservare, non dico confermare, ma potrai osservare, provare un briciolo di curiosità quando pensi alla tua vita, non so, tipo in ufficio, sparo, come qualsiasi cosa sia, dove c'è monotonia, come è volata. Cioè io mi ricordo che nella mia vita ho fatto un disastro di cose, però ho fatto 11 anni di ufficio, casa, ufficio, locali, cioè proprio la vita modello, ok? Quegli 11 anni ti dico che sono volati, cioè non è che sono durati un giorno, però è come fossero durati tipo un anno e mezzo, quegli 11 anni. Ma cazzo, praticamente ho buttato via 10 anni della mia vita nel cesso più o meno. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile. Anche quando in casa è il posto più invivibile e piangi e non lo sai che cosa vuoi. Credi c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e il mondo è raggiungibile. Anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi la offende o chi le vende l'aldilà. E quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Non lasciarti andare mai, non lasciarmi senza te.